E allora adesso scopriamo di nuovo il vincitore. Guardiamo sempre qui lo schermo e la balestrina tirerà la sua bella freccia. Vediamo. Vince il signor Billeci Francesco con Non iccamo la spugna. Chiamo il secondo posto classificato la signora Di Stefano Francesca, autrice della poesia Figlia di Nudo. Consegna il premio Vincenzo Bacarella. Vince la sezione poesia in lingua siciliana con la lirica Ogni camo la spugna il signor Francesco Billeci. Con noi il signor Billeci, ricordate, avremmo dovuto ascoltare una canzone dedicata a Balestrate, è proprio l'autore delle parole e anche forse della musica. Complimenti, speriamo di poterla fare ascoltare tra qualche istante. Sì. La motivazione è del professore Giacomo Croce, declama i versi Enzo Rinella. Non iccamo la spugna affronta la tematica del bullismo. La poesia, sapientemente costruita tramite precise architetture rimiche, tali da conferirne un ritmato andamento eufonico, pone in primo piano il dramma di un giovane ragazzo che, soggiogato dal violento linguaggio dell'ignoranza e della cattiveria, rischia di vivere il dramma della solitudine fino a sfiorare l'idea del suicidio. Le parole della denuncia e l'ascolto del proprio docente si rivelano braccia sicure di conforto e appoggio. La poesia sottolinea l'importanza della parola e la sua funzione, da arma di offesa e strumento di violenza a concreta possibilità di salvezza. Sta vicenda che vi conto non è fantasia, è un fatto vero, che nelle pene è rifurdia. Fu le ricette picciotelli onnipotente che mi solaro, guaria vispa e prepotenti. Tutto poi potevo immaginare in tasta fila da diventare nape l'intra una ragnatela. Essere grasso rispetto all'autre presenti non mi dava affanno e manco lamenti. Manta da classe mi vitti in tanagnone, come un agnello mozzicato d'un leone. Mi chiamavano pur cazzo di mancini e mi puncevano lo cuore, l'arma e le rene. Per recreazione ridevano quando mi sia, mi cavano lo panino, dicevano vai via. Mi arrociavano d'acqua in tuo gabinetto e mi allurtavano lo sorriso e l'aspetto. Perché mi domandava sconsolato? Io non feci niente, perché sono odiato? Poi hanno lasciato un telefonino, mi serero, e ferdiavano video che mi compromettero. Mi scrivevano, affogati, tagliati la vena, scavarca lo cornicione, falla entro stasera. Tu ormai sei solo, sei sovraccarico della terra, porco, ve ne so che fare, o ti facciamo la guerra. Mi stava in silenzio catenato di dolore, mi sentia un arcobaleno sventrato di colore. Un giorno che stava per seccare senza l'acqua, un pescatore in alomare senza la sovarca. Mi stava convincendo a fare il tuo passo, ma non tutte le cristiane mi stesero al raso. Un professore mi avvicinavo e poi mi scutavo, e la sua voce dalla bocca delle lupe mi salvavo. Ora che vi conto che che passava e vitti,
Vi dico, ne scite la voce, non state mai zitti. Non ne può fare bullismo e mettere freni, da samata terra, donde siamo passeggeri. La vita è come una paloma che grape l'ali, libera di volare, di pensare, arpa celestiali. Addifendiamola dallo male di sua pugna. Se meniamolo bene, non gli camo la spugna. Complimenti. Premia il signor Villeci il dottor Salvatore Campo. Salvatore Campo desidera esprimere qualche concetto. No, il concetto è semplice, sono presidente della giuria, ma in effetti non ho giudicato alcuna opera, perché io e il nostro presidente della cooperativa abbiamo ricevuto le opere, quindi eravamo in perfetta conoscenza sia delle opere che degli autori. Per cui mi sono tirato fuori e ho fidato dopo la scadenza dei termini i lavori in assoluto anonimato ai nostri giurati, che voglio caldamente ringraziare per il loro lavoro e per la puntualità, oltre che per la competenza con cui hanno portato a termine il loro mandato. Ringrazio anche un comitato, un gruppo di lavoro che, come ha detto il Presidente all'inizio, si è adoperato perché l'amministrazione riuscisse nella sua migliore forma. E anche una direzione artistica che quest'anno sta prendendo forma e ci auguriamo che possa andare a regime anche negli anni a venire. Adesso ho il piacere di premiare il nostro vincitore della sezione poesia, Francesco Bianco, ma l'emozione a me perché è qualcosa di piacevole e gradevole. Complimenti Francesco. E allora